Francesco Benazzi riconfermato alla guida dell'ULSS 2 della Marca. Il mio sogno, dice il direttore generale, una Marca Covid free entro la fine dell'estate. Lavori per il nuovo ospedale ultimati per la fine dell'anno. Maggiori controlli anche in questo fine settimana per evitare l'aumento dei contagi. La prefetta Maria Rosaria Laganà si appella ai giovani, oltre che alla salute certe leggerezze penalizzano anche la nostra economia. Comune e ULSS 2 stanno studiando delle sanzioni per i genitori che hanno organizzato la festa di Carnevale da dove è partito il focolaio delle scuole di Soligo e che ora sta interessando i comuni limitrofi. Nessun sottosegretario veneto e nella Lega cresce la rabbia della base che si sente sempre più sottomessa ai lombardi, la rabbia dell'ex segretario Gian Antonio D'Arè. Oltre alla senatrice Fregolenta, anche il vice sindaco e un assessore di Sannaglia della Battaglia hanno fatto richiesta del bonus comunale Bufera nel Caroccio trevigiano. Ladri di biciclette scatenati a Volpago del Montello, una cinquantina i garage visitati dai malviventi fanno un buco sul portone e scelgono che cosa rubare. Con quasi 7.500 preferenze il tempio del donatore di Pianezia è stato il più votato dai veneti tra i loghi del cuore del FAI. Buonasera, ben ritrovati l'edizione trevigiana dei nostri notiziari. Una bella notizia in apertura, la riconferma del direttore generale Francesco Benazzi alla guida della sanità della Marca trevigiana. Alla ULSS 2 Marca trevigiana una riconferma, dottor Francesco Benazzi, eccolo qua. Lo salutiamo con un applauso. È l'unico direttore generale tra le ULSS venete riconfermato al suo posto Francesco Benazzi, che per altri 5 anni guiderà la sanità della Marca, una sanità chiamata a tante sfide, 2 in particolare. Treviso si ritrova davanti un primo anno accademico iniziato e quindi 5 anni di università, 6 anni di università, si trova davanti un ospedale che diventa un ospedale universitario che ormai è in fase conclusiva con 1000 posti letto ad alta specializzazione, ha un territorio importante e complesso. Quanto al nuovo ospedale di Treviso, l'obiettivo sembra a portata di mano, nemmeno il Covid ha bloccato i cantieri, dice lo stesso Benazzi nella sua prima uscita pubblica da neodirettore. Stiamo andando avanti, direi molto bene, per fine anno l'ospedale di Treviso sarà pronto e quindi riusciremo a far entrare le unità operative e partire con la nuova cittadella della salute. Una roadmap c'è anche per l'ospedale di Conegliano. Conegliano stiamo andando adesso in gara europea, contiamo in 2 anni, 3 anni massimo di avere anche il nuovo ospedale di Conegliano. Ma la vera sfida, la prima e più importante, riguarda il virus e la campagna vaccinale che in queste ore apre le adesioni a volontari di protezione civile, polizia locale, operatori comunali dei servizi essenziali. Arrivare all'inizio dell'estate essendo Covid free, questa sarebbe la grande sfida e un sogno per me. Un sogno quindi quello di non vedere altre morti per Covid. È una pugnalata continua a vedere solo dai giornali le figure, le foto delle persone che sono mancate. La pandemia, avverte il direttore, non è affatto finita, anzi è proprio nell'ultimo miglio che vanno alzate le difese, soprattutto all'inizio di un weekend di bel tempo e in fascia gialla. Veramente un appello col cuore ai giovani, in particolare ai nostri concittadini. Sono stati bravissimi nel primo periodo, nella prima ondata, vi chiedo di esserlo altrettanto oggi. Stiamo veramente avvicinandoci con la vaccinazione ad eliminare questo virus, però fino a quel momento abbiamo bisogno di comportamenti vostri virtuosi. Maggiori controlli nel fine settimana per evitare le occasioni e dunque anche l'aumento dei contagi. Ad indicarlo il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, che sottolinea come oltre alla salute certe leggerezze penalizzino anche l'economia. Veramente il nostro destino, ma soprattutto il destino di quegli operatori economici che sono fermi, nelle mani di ciascuno di noi. È inutile andare al bar e prendersi un caffè magari in uno spirito di sensibilità o di solidarietà rispetto al gestore, se poi dopo si contribuisce con la condotta imprudente a creare le condizioni perché ci si richiuda un'altra volta. Semplice e diretto il messaggio del prefetto di Treviso a tutti i cittadini. Ancor più guardando ai giorni scorsi con casi di feste e contagi e in prospettiva ai possibili assembramenti dettati dal prossimo fine settimana con bel tempo e temperature primaverili. Brutto dirlo, ma che causa il suo mal pianga se stesso, cioè ci sono delle regole da osservare, non osservando queste regole i contagi salgono e quindi poi le autorità di governo devono adottare quelle misure.
Che significa continuare a penalizzare la nostra economia con aziende che certamente, dopo quanto successo, non riapriranno più. Tema trattato ieri durante un comitato economico convocato dal prefetto e che ha prodotto una relazione che a breve sarà inviata a Roma con un'indicazione precisa sulla proroga della cassa integrazione e soprattutto del blocco dei licenziamenti. L'importanza del capitale umano. È stato anche segnalato ad esempio che non sono ancora partiti i progetti di reale riqualificazione di tutti i dipendenti che in questo momento sono fermi. Intanto dal prossimo fine settimana dalla Prefettura l'indicazione ad intensificare i controlli anti-assembramento. È chiaro che ciascuno deve fare la propria parte, cioè ci dimentichiamo dal lunedì all'altro lunedì, quindi dal fine settimana in cui vediamo poi lunedì i risultati negativi, la ripresa dei contagi, e la settimana dopo siamo al punto di prima. Veramente una coazione a ripetere dannosissima e sicuramente da stigmatizzare. La festa di carnevale abusiva, dalla quale sarebbe partito il focolaio di Soligo, Comune e ULSS stanno valutando delle sanzioni. Stiamo valutando, in accordo anche con l'azienda sanitaria e il dottor Benazzi, con il quale mi sono sentito anche ieri, eventuali azioni da intraprendere nei confronti di chi ha organizzato questo tipo di assembramento. Potrebbero esserci conseguenze, soprattutto di tipo amministrativo, per i genitori che hanno organizzato la festa di carnevale da dove è partito il focolaio poi riscontrato alle elementari Ancillotto di Soligo. Del resto la stessa mappa del contagio si sta modificando con una certa rapidità, interessando altri plessi del territorio. Rispetto a ieri ci sono delle ulteriori classi che nella giornata di oggi hanno fatto il tampone e una elementare, stiamo parlando però adesso di Col San Martino, sempre nel comune di Farra, lo farà domani. Questo quindi a Col San Martino, dove le classi in monitoraggio arrivano a 3, 2 classi in quarantena e una in monitoraggio alle medie di Farra, una in monitoraggio alle superiori di Pieve, una anche a Conegliano, ma non finisce qui. Io spero che rimanga più contenuta possibile, anche per evitare situazioni spiacevoli che si stanno comunque creando in paese, perché c'è molta rabbia, molta tensione, questo dovuto appunto a questa festa, questa presunta festa che è stata fatta a Carnevale, che non doveva essere fatta e che ha portato a trovarci in una situazione di questo tipo con Farra nell'occhio del ciclone. Nessun sottosegretario veneto, e nella Lega cresce la rabbia dalla base che si sente sempre più sottomessa al partito dei Lombardi. Abbiamo sentito Gian Antonio Darè. La base è in fermento, le chat sono incandescenti ed i mugugni si stanno trasformando in urla, anche se per ora restano ben chiuse tra le quattro mura. Nel nuovo governo Draghi la Liga Veneta esce bastonata, un solo ministro, peraltro senza portafoglio, e nessun sottosegretario. Eppure ci avevano fatto conto fino all'ultimo. Massimo Bitonci era dato praticamente per certo all'economia ed erano buone pure le quotazioni di Franco Manzato, già sottosegretario del governo Conte 1. Invece niente, la regione più leghista di tutte è rimasta praticamente a bocca asciutta. La Lombardia, dove in termini di voti la Lega ha percentuali ben diverse, ha portato a casa 2 ministri e 3 sottosegretari, ma anche Liguria ed Emilia hanno avuto soddisfazione maggiore, e certo non bastano le lontane origini venete del laziale Durigon a far sorridere i militanti della Liga, che si sentono sempre più penalizzati nella nuova Lega di Salvini. Rabbia e malumori che, se i più fanno circolare per ora sotto traccia, non zittiscono l'ex segretario regionale, ora europarlamentare Gian Antonio Darè, che forte dell'ormai lunga carriera non teme di attaccare il commissario Alberto Stefani, fedelissimo di Salvini. Scontiamo l'inesperienza del nostro commissario, dice Darè. Il peso della Lega in Veneto non è stato fatto fruttare nelle nomine dei sottosegretari. E Darè furibondo si ferma qui, lasciando intendere che in Veneto la misura è colma, anche se nessuno ha il coraggio di gridarlo a piena voce, chiedendo ufficialmente un congresso regionale per archiviare una volta per tutte la stagione del commissariamento. Ancora Lega Nord con il caso Fregolent. Si scopre, notizia di oggi, che ad usufruire del bonus comunale non è stata solo la senatrice, ma anche il vice sindaco di Sannaglia della Battaglia e un assessore che l'ha richiesto poi non l'ha ottenuto.
È giovedì sera, sono passate poche ore dal nuovo caso Ristori che scuote la Lega e l'ex consigliere regionale Riccardo Barbisan manda un SMS alla collega di partito Sonia Fregolent. La senatrice è finita nella bufera per aver ricevuto dal comune un rimborso di 240 euro per la spesa dei centri estivi del figlioletto. Barbisan aveva chiesto e ottenuto il bonus INPS da 600 euro per 2 volte, devolvendo la cifra alla Proloco di Treviso. Quel gesto gli costò l'esclusione dalle liste elettorali per le elezioni. Un messaggio di solidarietà, probabilmente quello inviato da Barbisan, che suo malgrado si è ritrovato questa mattina nuovamente sulle prime pagine dei giornali, insieme al nome di Alessandro Montagnoli. Caso completamente diverso per l'ex vicepresidente Forcolin. Il bonus, benché richiesto dai colleghi del suo ufficio, non è mai arrivato perché la procedura non è stata portata a termine. Il carroccio è in subbuglio per quel gesto di Fregolent difficile da giustificare e rimanda il giudizio al leader Matteo Salvini, vista l'alta carica della senatrice. Torna intanto sulla questione il sindaco Villanova, che non era a conoscenza del fatto che anche il vice sindaco di Sernaglia della Battaglia Jesus Bortolini e l'assessore Vanni Frezza avevano, tramite le rispettive mogli, fatto domanda di bonus comunale. Non avevo assolutamente idea che avesse percepito il contributo. Io sono amareggiato e sono anche un po' stupito delle dichiarazioni fatte in questi giorni. Ieri sera in giunta avevamo condiviso l'accaduto anche del fatto dell'aver percepito il contributo in modo unanime. Insomma, avevamo parlato e non aveva certamente espresso quello che oggi è uscito sui giornali. Appureremo le responsabilità, agiremo di conseguenza. Potrebbe dunque aprirsi un caso politico nella maggioranza. Anche il consigliere comunale che fa il consigliere comunale per 50 euro all'anno. Abbiamo tantissime realtà, queste persone non è che non abbiano poi le loro aziende, le loro famiglie eccetera, quindi va fatta anche una disamina sull'opportunità di queste richieste. La senatrice, che ha scelto la linea del silenzio, contrariamente al collega Barbisan, che la sera stessa riferì sul caso pubblicamente, ha fatto sapere tramite conoscenti di aver devoluto la cifra ottenuta all'asilo parrocchiale di Falzè. Il PD è partito all'attacco, liquidando quel gesto di beneficenza come inopportuno. Data la sua indennità da parlamentare, la senatrice Fregolent faccia beneficenza con i soldi suoi e non quelli della comunità. Così Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso. La Procura della Repubblica di Treviso ha affidato ufficialmente l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia sul bimbo di 2 anni morto sabato scorso a Castello di Godego, ucciso dal padre, Egidio Battaglia. L'esame sul piccolo Massimiliano si potrebbe tenere già nelle prossime ore. L'esperto individuato è il dottor Guido Pelletti. Allo stato attuale, come conferma anche il sindaco di Castello di Godego, Diego Parisotto, non c'è ancora il nulla osta per la sepoltura. Ladri di biciclette aprono i garage e li svuotano, un buco per guardare dentro e poi il basculante scassinato in fretta. Guardate. Raid dei ladri la scorsa notte a Volpago del Montello. Dai garage di 2 complessi residenziali sono sparite alcune biciclette, di cui una era un modello professionale da corsa del valore di circa 9.000 euro. Una bella bicicletta mountain bike top di gamma, nuova, costava 9.400 euro. I malviventi, prima di procedere a scassinare le auto rimesse, hanno usato una tecnica da professionisti, praticando dei fori nella lamiera del basculante per vedere se valeva la pena forzare la serratura. Qui è dove i ladri hanno alzato le feritoie, probabilmente per guardare dentro, e il 90% dei garage, come potete vedere, hanno questo tipo di infrazione. Sono almeno una cinquantina i garage visionati dalla banda di malfattori. Il mio ragazzo si è svegliato la mattina alle 6, è andato giù e si è accorto che c'era il suo garage aperto, allora si è guardato intorno e si è accorto che avevano provato ad aprirli un po' tutti. Poi i miei genitori abitano invece dall'altra parte, hanno provato ad andare anche nel loro, perché hanno le telecamere, si vedeva che sono andati giù, però erano tutti coperti. Esiste, ormai è noto anche alle forze dell'ordine, un mercato nero di queste biciclette rubate che una volta uscite dall'Italia vengono rivendute all'estero. La rabbia dei residenti è tanta. Questi furti di fatto sono, non dico impuniti, ma se siamo lì su quel livello, e questo non va bene. La pandemia e il coprifuoco dopo le 22 non ferma dunque i ladri di biciclette e nemmeno il controllo di vicinato a Volpago del Montello efficiente da tempo fa desistere questi predoni.
Dobbiamo solo chiedere anche da parte delle forze dell'ordine un intervento di maggior controllo, ribadisco, soprattutto in orario notturno dove i cittadini normali non possono girare per strada. Tutto sommato il controllo potrebbe anche essere fatto in maniera più mirata, più precisa. Frode informatica sventata dalla Guardia di Finanza di Treviso. Vediamo. Ancora una frode informatica attraverso la mail, questa volta smascherata dalla Guardia di Finanza di Treviso. Vittima un imprenditore veneziano caduto nella rete tessuta da una 41enne romena residente nel Padovano, che aveva messo in atto la frode con il cosiddetto man in the middle, un sistema che consiste nell'intercettare la mail con la quale un venditore invia al cliente la fattura contenente i dettagli del conto corrente su cui effettuare il pagamento di un bene. Il truffatore, dopo essere riuscito ad accedere abusivamente alla casella di posta della vittima, avvia una paziente attività di osservazione delle mail che può durare anche mesi, in attesa che il messaggio di posta elettronica contenente l'IBAN su cui versare la somma giunga nella casella di posta del cliente. Non appena arriva la mail, il truffatore interviene immediatamente sostituendo l'IBAN con il proprio. Il bonifico della vittima quindi non finisce sul conto del venditore ma su quello del truffatore. E così è accaduto all'imprenditore del veneziano, che ha versato 20.000 euro per l'acquisto di una vettura, ma i soldi, anziché alla concessionaria, sono finiti sul conto della truffatrice. Fortunatamente i militari della Guardia di Finanza, con un'indagine lampo, sono riusciti a bloccare il conto della donna prima che prelevasse il contante. I soldi sono stati quindi restituiti all'imprenditore. La 41enne rischia fino a 3 anni di reclusione. Macerata sul Piave, preso ecofurbo. Vediamo come. Stangato un ecofurbo a Macerata sul Piave. L'indagine, iniziata 3 anni fa a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni cittadini, ha permesso di ricostruire che il trasgressore smaltiva i rifiuti prodotti abbandonandoli lungo le strade, all'interno dei cassonetti degli altri o nei cestini dei rifiuti stradali. L'ecofurbo, pur muovendosi con estrema destrezza e scaltrezza, ha però commesso un passo falso quando tra i rifiuti sono stati trovati degli imballaggi con il suo nome e indirizzo. Secondo la banca dati della Contarina, l'ecofurbo ha conferito i propri rifiuti con un solo svuotamento in 3 anni, quando in realtà avrebbe almeno prodotto 1.200 kg di spazzatura. La polizia locale di Macerata sul Piave ha contestato al trasgressore la sanzione amministrativa di 600 euro. In più, il Consorzio di Bacino Priula, coinvolto nell'attività di indagine, ha comminato un'ulteriore sanzione pari a 13 svuotamenti annui, corrispondenti ad una somma di 260 euro per ogni anno solare di mancato conferimento dei rifiuti. Pusher di 25 anni arrestato ieri pomeriggio dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale. Dopo una serie di indagini, appostamenti e pedinamenti, gli agenti di via Castello d'Amore hanno documentato una cessione di droga. La lotta allo spaccio sta passando anche attraverso addestramenti specifici con il cane antidroga Luke, quello che avete visto nelle foto. L'unità cinofila sta effettuando alcune sedute di addestramento a bordo dei mezzi MOM presenti in depositeria. Lo spacciatore che è stato arrestato è stato condotto all'ospedale perché aveva ingoiato degli ovuli di cocaina. Ci fermiamo per pochi secondi e poi di nuovo a parlare di Prosecco. Manovre in corso in vista delle prossime elezioni per la guida della DOCG. Conegliano Valdobbiadene, a sorpresa, pensate, spunta una candidatura in rosa. Potrebbe tingersi di rosa il superiore Conegliano Valdobbiadene, non nel senso di Prosecco Rosé, ma di presidenza della DOCG del Dopo Nardi. Il nome che circola è di Cinzia Sommariva, dell'omonima casa vinicola di San Pietro di Feletto. Commercialista convertita in imprenditrice agricola dopo la scomparsa del padre, raccoglierebbe non solo il consenso ampio dei viticoltori, ma anche quello dei vinificatori e degli imbottigliatori, con qualche cantina sociale. Sarebbe una svolta importante per il consorzio nel cuore delle colline UNESCO, sottolineano molti imprenditori, perché Cinzia ha, oltre ad un'importante formazione, una forte capacità di mediazione essenziale per uscire dall'intricata situazione in cui si trova la DOCG. Intanto il 15 marzo al Palazzetto dello Sport di Pieve di Soligo si terranno le elezioni del nuovo Consiglio di amministrazione, che avrà, oltre al compito di riappacificare le parti, quello di rilanciare la struttura operativa della DOCG. Bisogna trovare un direttore del consorzio. Secondo, bisogna fare una comunicazione più approfondita per dare valore a questo territorio,
anche perché come lei sa siamo patrimonio UNESCO. C'è un bel lavoro da fare, però è fattibile, l'importante è trovare una squadra che abbia voglia di fare qualcosa di importante per questo territorio. Un test particolare quello fatto oggi dalla MOM con il comune di Treviso, un nuovo servizio informativo dentro e fuori agli autobus per i non udenti. Prossima fermata, Chiesa Bottino. Un autobus parlante per ciechi e ipovedenti e un monitor dedicato per chi vive la sordità. E questa è l'innovazione testata questa mattina dalla MOM nel tragitto comunale di Treviso. Un nuovo e prezioso servizio che a breve diventerà operativo sulla linea 1. Voci e immagini gestite da una rete satellitare che monitora costantemente il movimento dei mezzi dentro e fuori dagli stessi. In modo tale che per i non vedenti e per gli ipovedenti possa essere facile praticare i mezzi del trasporto pubblico, sapendo sempre con naturalmente grande precisione in quale fermata si trovano, quale sarà la prossima fermata, e questo potrà essere fatto sia dalla banchina di attesa dell'autobus così come all'interno del mezzo. Il servizio è lo stesso delle metropolitane, ma finora in Veneto non sarebbe ancora stato applicato sugli autobus. Tra l'altro, oltre che a supporto della disabilità, è anche un servizio al turista che, grazie soprattutto al tragitto sui monitor, capirà se ha preso l'autobus giusto. A questa nuova implementazione tecnologica si andrà ad aggiungere a brevissimo l'utilizzo già alla salita sul mezzo di carta o bancomat per il pagamento immediato della singola corsa. Entrerà in funzione a giorni, l'obiettivo è quello di, da adesso in poi, non appena tutte le flotte, gli autobus delle flotte cambieranno, tutti i nuovi mezzi saranno dotati di questi sistemi. Al tempo stesso lavoreremo sulle banchine, cioè sulle fermate d'attesa, per rendere anche le banchine accessibili, quindi con l'abbattimento delle barriere architettoniche delle banchine d'attesa delle fermate, con la realizzazione di rampe e di strumenti che consentono un comodo accesso anche ai portatori di disabilità all'autobus stesso. Il Tempio del Donatore di Pianezze vince il concorso dei luoghi del cuore del FAI. Chiuso da più di 2 anni, evidentemente le cose sono state lasciate là, c'è l'impiantistica anche da sistemare e quindi abbiamo bisogno del sostegno di tutti i volontari che vogliono darci una mano. È questo l'appello per il Tempio internazionale del donatore di Pianezze, un appello che arriva all'indomani dell'assegnazione dei 3 premi economicamente consistenti da parte del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Anche il Tempio è stato segnalato tra i luoghi del cuore, ma non abbastanza per ricevere quel sostegno economico importante per concludere l'ampia opera di ristrutturazione fatta finora grazie alla generosità diffusa. Resta la soddisfazione per aver ottenuto quasi 7.500 preferenze, ponendosi al 42esimo posto nella classifica nazionale, al 9° in quella dei luoghi sopra i 600 metri e primo nella classifica del Veneto. Noi abbiamo accolto questa raccolta di voti, ovviamente vuol dire che il Tempio ha un significato per i cittadini veneti e non solo. Archiviato il risultato, ora si pensa alla riapertura. Nel mese di marzo sicuramente che diventi di nuovo operativo, se non altro al culto. Poi un po' più avanti, verso l'estate, abbiamo intenzione di fare una celebrazione per rinaugurarlo in maniera ufficiale, con un po' di festa, con un po' di comunicazione, con un modo di stare insieme tipico dei donatori in generale, ma anche dei cittadini amanti della montagna. Come ogni venerdì andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo per il weekend. Alta pressione livellata su di noi e questo vuol dire tempo stabile, però attenzione a fare il cambio del guardaroba perché dopo l'assaggio di primavera avanzata dei giorni scorsi, quindi con temperature veramente alte, ora queste scenderanno e addirittura le minime si porteranno vicino agli 0 gradi, 1-2 gradi, quindi di nuovo avremo un tipo di tempo normale per questo periodo, per quanto tra qualche giorno con il 1° marzo dal punto di vista meteorologico avrà inizio la primavera. Più in dettaglio quindi prevediamo per domani, sabato, un po' di nuvolosità all'inizio ma poi ampi rasserenamenti e cielo in prevalenza sereno per domenica ma per gran parte della prossima settimana. Solo a fine della prossima settimana avremo un cedimento dell'anticiclone e quindi le perturbazioni ne approfitteranno e apporteranno un peggioramento, ma questo lo confermeremo. I venti sono deboli e direzione variabile con tendenza a provenire dai quadranti settentrionali, temperature l'abbiamo detto ancora 5-6 gradi le minime per domani, poi scenderanno 1-2 gradi vicino allo 0 in certe zone della pedemontana e le massime invece saranno intorno ai 12, 13, 14 gradi, 15 gradi anche e questa è la norma. L'alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto.
Siamo alle notizie che arrivano dal Bellunese. Arriva una donna al vertice dell'ULSS 1 Dolomiti, la sua nomina è stata ufficializzata oggi a Palazzo Babbi. Andiamo a conoscerla. Per la ULSS 1 Dolomiti, la dottoressa Maria Grazia Carraro. Prego dottoressa, raccogliamo un applauso che è anche emozionata. Una donna al vertice dell'azienda ULSS 1 Dolomiti, ma non si tratta della professionista che i bookmakers davano per favorita, la bellunese Rosanna Zatta. La selezione, che ha coinvolto circa 100 candidati, ha premiato la trevigiana Maria Grazia Carraro, 60 anni compiuti lo scorso 3 febbraio, un curriculum pesante guadagnato sul campo dopo la laurea in medicina e chirurgia conseguita all'Università di Padova. La nuova DG arriva dall'azienda ULSS 4 Veneto Orientale, dove ha retto la direzione sanitaria. A lei affidiamo un compito, diciamo, sicuramente impegnativo, che non è solo quello della salute dei cittadini della provincia di Belluno, che è già un compito, diciamo, sublime e diciamo elevato, ma anche quello di far pensare a tutti voi che lei sarà la donna delle Olimpiadi. Maria Grazia Carraro subentra ad Adriano Rasi Caldogno, che aveva concluso la sua esperienza in qualità di direttore generale lo scorso 31 dicembre, incarico prorogato come commissario speciale sino a ieri. La notizia della nomina della direttrice generale dell'azienda ULSS Dolomiti è arrivata durante la presentazione della contrattazione sociale dei sindacati per il 2021. Credo che le priorità rimangano le stesse, quindi la Carraro è sicuramente una professionista che ha esperienza, quindi sicuramente potrà fare bene il proprio lavoro. Ci si aspettava comunque qualcuno che ha in mente come è costruito questo territorio. Noi come CGIL e CISL UIL abbiamo un protocollo che definisce degli incontri con l'ULSS e questo sarà il modo per appunto la via proprio per chiedere gli incontri e portare all'attenzione eventuali problemi. Lotta alla povertà e alla disuguaglianza sociale, politiche concrete in favore di anziani e giovani, nuove infrastrutture sanitarie per combattere la diffusione del Covid-19, ma anche un fondo per aiutare i cittadini che perdono il lavoro e che non riescono più a pagare le rate del mutuo prima casa. Sono alcune delle istanze che le organizzazioni sindacali territoriali, CGIL, CISL e UIL, unitamente alle categorie dei pensionati, porteranno all'attenzione delle amministrazioni comunali bellunesi nell'ambito della contrattazione sociale 2021. Le linee guida della contrattazione sociale con i comuni sono state presentate questa mattina in videoconferenza. Ed ora ci spostiamo sul lago di Santa Croce. Guardate che cosa è emerso dalle acque dopo l'alluvione. Pericolo detriti nel lago di Santa Croce. L'alluvione dello scorso 6 dicembre ha portato a valle una quantità di legname come non si era mai vista. C'è chi stima ci siano 1500 metri cubi tra tronchi spiaggiati e sommersi. La prima emergenza è quella relativa alla possibilità di pescaggio dei Canadair in caso di incendi da spegnere. Stiamo valutando la rimozione di questi tronchi perché c'è un problema di sicurezza in primis per il corridoio dove atterra il Canadair va a raccogliere l'acqua in caso di incendio, quindi questo è il problema veramente principale. Per la prima volta l'ente provincia e chi potrebbe occuparsi del recupero e dello smaltimento si sono trovati per esaminare la situazione. L'incontro è avvenuto a Valle del Lago, dove si trova la nautica, a cui sono iscritte circa 500 persone e dove ogni anno almeno 150 ragazzi imparano ad andare a vela. Dobbiamo intervenire e cercare di intervenire anche in tempi molto brevi, questa è la nostra intenzione, prima che parta la stagione turistica. Gli interventi sono urgenti e si ritiene sia preferibile farli fin tanto che il canale Cellina non immette acqua nel lago, il cui livello è quindi basso. Si parla di un intervento di forse 200-300 mila euro e che dovrebbe essere effettuato entro e non oltre il mese di marzo. I soldi ci sono perché abbiamo i canoni idrici che da anni rimangono quasi completamente alla provincia di Belluno, quindi riusciamo anche a intervenire su questo fronte.
Questa sera a grande richiesta riproponiamo il documentario L'anno del virus, realizzato da Media Nord-Est a un anno dall'inizio della pandemia in Veneto, un documentario che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre, il racconto, le voci, i servizi e i momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus. L'appuntamento è questa sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone di stampo primaverile che ci sta accompagnando ormai da giorni ci terrà compagnia anche nel weekend. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 27 febbraio. Sul Veneto sarà una bella giornata asciutta e stabile, ampio soleggiamento come vediamo un po' su tutti i settori della nostra regione, con il cielo che potrebbe solamente presentarsi al mattino poco nuvoloso con locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature stazionarie e piacevoli, minime tra 3 e 6 gradi, valori massimi invece tra i 15 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, qualche nube a dire il vero ci sarà, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 13 e i 19 gradi. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui vedete un contesto di ampio soleggiamento, qualche annuvolamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0-4 gradi, massime invece sui 15-16 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.